Ringrazio l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Mantova, che pure fa parte dei soci fondatori della Fondazione. Il premio è una delle finalità proprio istituzionali della Fondazione, che è stata costituita in memoria del ragionier Giampaolo Tosoni, deceduto nel 2021 a causa Covid improvvisamente, quindi gli amici e i collaboratori di 40 anni di attività che ha svolto, di attività professionale che ha svolto, abbiamo deciso di dedicargli questo ente, questa fondazione in sua memoria e per proseguirne l'operato. I ragazzi premiati sono 6 e presenti oggi sono solo 4, ma il premio prevede l'assegnazione di 3 primi premi e 3 secondi premi, e quindi un primo e un secondo premio per ciascuna delle tipologie di studio, di corso di studi destinati all'economia, giurisprudenza e agraria. Riusciva ad avere la pazienza, la tenacia di insegnarci, di trasferirci quello che era importante sapere, importante far sapere ai lettori, non solo ai lettori del settore, ma in generale proprio anche per una civiltà fiscale che poi era civiltà tout court. Siamo giunti al 4º anno di questa premiazione e oltre a gratificare il lavoro fatto da questi giovani vuole essere anche un incontro per ricordare ancora la memoria di mio marito. Io dico sempre in queste occasioni che invito questi giovani a ricordare quali erano le doti di mio marito, che erano naturalmente la fedeltà, la serietà, l'empatia, la umanità e la professionalità. E invito questi giovani a voler tenere presente di queste qualità, perché sono molto importanti, e se mio marito viene ancora ricordato oggi è perché queste qualità erano molto profonde nella sua persona. Il sapere va tramandato, il sapere non va custodito gelosamente, il sapere, quindi la responsabilità vostra, perché in qualche modo poi a maggior ragione dei premiati, sarà quella di non solo consolidare il vostro bagaglio culturale, ma di metterlo a disposizione, così farete un servizio a tutta la collettività, a tutto il territorio e a tutto il paese. Quindi una borsa di studio molto importante dedicata appunto al dottor Tosoni, e per la prima volta la 4ª edizione approda nella sala istituzionale della città di Mantova, che insomma è il cuore civico, il cuore democratico della città. Oggi saranno premiati 4 studenti a livello nazionale con delle borse di studio, un premio importante, ed è assolutamente significativo che questo si svolga all'interno dell'istituzione maggiore della comunità mantovana. Si premia il merito, si premia la buona condotta e è un auspicio per il futuro di tutti noi. Credo che un premio a giovani studenti che studiano e ricercano nel campo in cui è stato un gigante Giampaolo sia un bellissimo modo di mantenere viva la trasmissione della passione che lui ha messo nel suo lavoro, nel suo stare dentro nelle comunità. Abbiamo voluto tenacemente ospitare in Comune Mantova il premio, iniziando una tradizione che siamo convinti durerà anche nei prossimi anni, perché è giusto che il premio venga consegnato nella Casa dei Mantovani, qui nell'aula consigliare del Comune di Mantova.